Progetto Pomona. Oggi vedremo come preparare un liquore. Ci serviranno, come abbiamo visto prima, zuppi rinzino che abbiamo già lavato. Andremo soltanto a togliere il picciolo e a metterlo dentro un barattolo preventivamente sterilizzato. Lo puliamo in questo modo. E lo mettiamo dentro. Ok, a questo punto il barattolo è pieno, prendiamo dell'alcol puro e andiamo a coprire le nostre pere. Tappiamo e lasciamo riposare così sotto spirito per circa un mesetto. Oggi continueremo l'esperimento che abbiamo preparato l'altra volta. Iniziamo prendendo un pentolino, mettiamo lo zucchero, sono 300 grammi e 1 litro d'acqua. Diamo una mescolata e portiamo sul fuoco fino a portarla ad ebollizione per 5 minuti. Poi spegniamo e lasciamo raffreddare. Nel frattempo che lo sciroppo continua a bollire, prendiamo 2 bowl e tiriamo fuori le pere. Ok. Prendiamo un'altra bowl, un colino, e andiamo a colare l'alcol. Dopo aver fatto raffreddare lo sciroppo, andiamo ad aggiungere l'alcol. Mescoliamo bene. Durante il travaso ricordatevi sempre di dare una mescolata per amalgamare meglio il tutto. Abbiamo messo 1,2 litri di sciroppo per 400 ml di alcol sottospirito, quindi una proporzione di 1 a 3. Tappiamo bene. Ok, adesso passiamo all'assaggio. Buono, ora tocca a voi assaggiarlo.